E vabbè ragazzi, me lo aspettavo perché comunque non giocavi con l'ultima arrivata, giocavi comunque con il Barcellona, una delle squadre più titolate in Europa. Ti potevi aspettare certamente che il Napoli perdeva, anche se non è più il Barcellona di una volta, il Barcellona di Xavi, di Iniesta, però è pur sempre il Barcellona. E quando c'è un giocatore come Lionel Messi nel Barcellona, questo dice tutto. Ma ciao a tutti amici! Da Napoli 87. Oggi non sono nervoso per il risultato perché, ripeto, ci sta a giocare con un Barcellona al Camp Nou e perdere 3-1. Ma sono un po' nervoso per la prestazione perché nel secondo tempo ho visto tutto un altro Napoli, ma nel primo tempo, a parte i primi 10 minuti dove Mertens va a prendere un palo esterno, poi solo Barcellona. Diciamo che la partita viene anche condizionata dall'arbitro perché dopo il primo gol che ha subito il Napoli, con un gol irregolare, perché c'era punizione, tutta la vita per il Napoli, un fallo su DM di Lenglet che spinge, voglio, è evidente, come fa a non vederlo l'arbitro? Io non lo so. Ma come ha fatto a non vedere quel fallo? Si deve comprare un paio d'occhiali, se no glieli compro io, perché è così evidente, io non lo so. Vabbè, segna il Barcellona con Lenglet di testa, 1-0. E così si fa la strada alla vittoria al Barcellona, perché sappiamo il Barcellona se lo fai partire in vantaggio, perché sappiamo anche il Napoli come gioca e conosciamo il Barcellona. Se il Napoli non riesce a fare prima il gol del Barcellona è spacciato, ragazzi, perché il Barcellona sappiamo come gioca di possesso palla, si mette lì ta 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 ta, aspetta il Napoli, conoscendo come gioca il Napoli, perché il Napoli gioca di contropiede, sta tutta ferma lì, il Napoli lo sappiamo con Gattuso come gioca, e quando può con il contropiede va a fare gol, avendo il risultato dell'1-1 all'andata. In più ha fatto il gol prima del Napoli, dice sai che è? Mi metto lì a palleggiare, il Napoli si deve sbilanciare, ci deve venire a pressare per prendere il pallone e noi troviamo gli spazi e gli facciamo male. Così è stato, infatti grande gol di Messi verso il 22esimo. Mamma mia, che gol ha fatto Messi, cioè, non ve lo devo dire io che è un campione, merita il pallone d'oro, cioè, è un giocatore strepitoso, eccezionale. Oggi 2 gol te l'ha regalati lui, non l'ha regalata a noi, li ha regalati al Barcellona. Un rigore conquistato e un grande gol, che gol, cioè, non ho parole, non ho parole per quanto possa descrivere che campione è, che fenomeno. Ma noi, a parte i 10 minuti iniziali, abbiamo dormito con la sizza in bocca. Sembravamo tutti chiodi nella terra, che non si muovevano, veramente si camminava, si stava già in ferie, con la testa in ferie, il Napoli non c'era. Ripeto, a parte l'inizio, non c'era il Napoli. Solo Barcellona dopo il gol, solo Barcellona. Infatti poi ci fa il 2-0 e a fine primo tempo, al 45esimo, trova anche il 3-0. Un fallo di Koulibaly ingenuo, che a posto di rinviare il pallone subito, dorme Koulibaly, Messi anticipa di astuzia, di furbizia, il campione che è, mette il piede davanti a Koulibaly e viene calciato la gamba di Messi a posto del pallone. Rigore tutta la vita, ragazzi. Questo, se sei sportivo, e io sono tifoso del Napoli al 100%, però il rigore c'è, ragazzi, è evidente. Come fai a dire che non è il rigore quello? Dai, è evidentissimo. È vero che il primo gol apre la strada al Barcellona per la vittoria, però questo rigore c'è. Insomma, 3-0 per il Barcellona e poi 3 minuti dopo un altro calcio di rigore, questa volta per il Napoli. Mertens d'astuzia si prende il calcio di rigore, anche lui molto bravo. Lenglet dopo il gol commette il calcio di rigore. Insigne freddo e meno male Ter Stegen non ha indovinato dove tirava Insigne perché non era nemmeno così tanto angolato il tiro di Insigne. Insomma, 3-1 il primo tempo. Secondo tempo ho visto un Napoli migliore, ho visto, perché nel primo tempo non mi sono piaciuti né Fabian Ruiz che sbagliava ogni passaggio e non passava quel cacchio di pallone, cioè voleva scartare troppo. Fabian Ruiz, tu sei Fabian Ruiz, non sei Maradona, non sei Lionel Messi, hai capito? Tu c'hai un bel tiro, puoi tirare da fuori area, però devi passare il pallone, hai capito Fabian? Sei forte, lo so, però passa il pallone. Zielinski inesistente, mamma mia Zielinski, secondo tempo qualcosina ha fatto vedere, ma non è il Zielinski che conosciamo. Dem, mi aspettavo di più da Dem, ha fatto meglio Lobotka subentrando al posto suo, Lobot, cioè
è entrato Lobotka in campo, ha cambiato la partita. Il Napoli nel secondo tempo è sembrato tutto un altro Napoli, così come quando è entrato Politano, Elmas, Lozano, Milik, cioè era tutto un altro Napoli, un Napoli trasformato, un Napoli che ci ha provato di più e ha concesso anche poco al Barcellona. Abbiamo preso un palo con Lozano, abbiamo tirato di più in porta, un gol annullato a Milik, cioè anche se abbiamo tirato più fuori dallo specchio che nella porta, però era un Napoli più vivo, no? Nel gioco. Però vi ripeto, il Barcellona ha vinto la partita grazie a un episodio iniziale. Cioè, è vero che il Barcellona C è superiore, perché si vede come palleggia, come giocano. Il Napoli veramente ha fatto difficoltà a stare dietro al Barcellona. Però, con la testa al primo tempo proprio erano in ferie i giocatori, non c'erano, è questo che mi fa arrabbiare. Non tanto il risultato del 3-1, perché ci sta, ripeto, con il Barcellona ci sta. Però, cacchio, volete correre, volete impegnarvi o abbiamo regalato un primo tempo al Barcellona e dopo vi siete svegliati? Perché così mi sembra a me. E così è stato. E niente ragazzi, oggi non salvo nessuno, a parte Insigne che mi sembra quello che si è impegnato più di tutti nel primo tempo, poi nel secondo tempo è calato anche lui, è uscito. Poi Lobotka che è subentrato a Demme e ha dato più qualità, più visione del gioco, passaggi di prima è stato molto più bravo, così come Politano, Elmas e Milik, cioè sono subentrati quelli lì, hanno fatto meglio di quelli che hanno giocato tutta la partita praticamente. E niente amici, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto amici, venite sotto il video di Napuriello87 ed iscrivetevi al canale. E oggi ragazzi, dopo la notte fonda per la Juventus mangiata dal Leone, oggi noi ce ne andiamo con la barchetta a casa, a Barça con la barchetta. Battuta triste, lo so. Ci rifaremo in Europa League perché purtroppo non siamo in Champions League. E niente, buonanotte a tutti amici. Da Napuriello87 e forza Napoli. È meglio che muoia a cucai, eh?